Buon inizio del weekly, è lunedì, sono qua dai miei con i gatti. Sono passata di qua per fare un giro, poi andrò a casa a fare fuoco perché fa freddo. Visto che ci sono, vi lascio qualche stories fatta ieri su Instagram. Vi aspetto tra poco, ore 14 sul canale per il mio weekly vlog. Arrivati, c'è un'arietta fresca qua su, voglio mettervi l'inquadratura. Qua c'è il fuoco, ci scaldiamo le ossa, perché la gente ci fa anche i conti in tasca di quanta legna usiamo, di quanta legna prepariamo per l'inverno. Rendetevi conto di che paese di merda è questo. La gente si fa problemi, cioè non ce li facciamo noi, se li fa la gente i problemi. Vero Panna? E la mia giornata di oggi è volata, non ho fatto granché ma è volata. Per questa sera abbiamo la cena pronta, perché mia mamma ha preparato delle tagliatelle fatte in casa e sono qua, quindi abbiamo la cena pronta e sono tagliatelle con il ragù fatto in casa e basta. Io adesso mi preparo il latte caldo con questo mix di mix. Buongiorno, allora c'è il sole che si nasconde dietro le nuvole, al momento adesso c'è. Però si sta nascondendo perché ci sono dei nuvoloni. E stavo pensando di andare fuori con il drone, poi alla fine ho deciso che non ci vado e ho acceso il fuoco perché fa fresco e quindi ho deciso di stare a casa. Comunque fa freddo, veramente. Io ho molto freddo, guardate che bella maglia, perfetta, nuova, ma lavata con Pearl Pile. Tutta piena di pallini, di pelo di gatto. Io ormai mi sono arresa al pelo dei gatti, mi sono arresa, non riesco a tenere pulita la roba. E quindi, questa è quella di casa, per cui anche se è piena di pelo non importa. Oggi sarà una giornata un po' di sistemazioni, riordino mobili, eccetera. Devo buttare un po' di cose anche lì di là nella despensa, ho delle cose che non uso e che non servono e quindi bisogna far proprio pulizia oggi. E Pepe mi continua a chiamare per giocare, è disperato perché lui deve giocare e allora io mi devo giocare con lui e lo devo inseguire, devo nascondermi e poi lui viene a cercarmi, cioè è come un bambino, uguale. E Pepe è così. Pepuz, ciao. Panna è sulla cuccia, cioè non vanno dentro, stanno sopra, ha rovinato tutta la cuccia. Dov'è Pipo? Oh, mi manca un gatto. Ieri sera Pipo ha fatto tutto il coccoloso, è venuto in braccio. Cioè Pipo è venuto in braccio da me, è una cosa stranissima. Ehi, cosa fai con la zampina su? Hai freddo? Hai le zampognette? Ieri ho fatto la sistemazione degli orecchini, di tutte quelle cose là, perché avevo un casino totale. Io avevo mezze cose in bagno, mezzi orecchini in bagno, mezzi qua sul mobile, mezzi nel comodino, io avevo roba sparsa ovunque. Quindi ieri ho fatto quel lavoro là e vorrei registrarvi il video su tutti i miei orecchini barra bracciali. Ci sono anche delle collane, una, due, non mi ricordo. Comunque c'è qualcosina e volevo farvi questo video perché l'avevo fatto ma tipo nel 2013, una cosa del genere, quindi un po' d'anni fa, e penso di averlo anche cancellato. E siccome gli orecchini sono aumentati, sono cambiati, ecco, questo è l'ordine. Io avevo appena fatto il letto,
No, ma è impossibile tenere ordine qui. Vi aggiorno sulla situazione legna, perché piano piano stiamo riempiendo anche il poggiolo, però di giorno in giorno, niente di così stancante in 1 o 2 giorni massimo. C'è il tavolino e l'ho lasciato qua perché sotto ho delle borse piene di legna secca, perché se dovesse piovere o nevicare, almeno questa è già secca e la posso usare se per caso non ne ho in casa. E diciamo che è la scorta d'emergenza. E quindi il tavolino l'ho lasciato per quest'anno, anche se occupa effettivamente parecchio posto per la legna, però per il momento c'è. Al massimo la legna la metto di là in terrazza, e questa è quella che ho messo via fino adesso, quindi non tantissima, però è una fila di legna, insomma. Ieri sera era buio, sono uscita fuori in poggiolo a buttare la plastica e a sbattere la tovaglia, e qua sotto dal nostro orto era pieno, non so se di caprioli o di cervi, a me parevano piccoli, quindi più caprioli che cervi, essendo buio non ho visto molto, ma ce n'erano io almeno 10. Deve scaldarsi ancora un po' questo latte. Bene, ora un attimo. Comunque, devo dirvi una cosa importante: andate sul canale di Roberta Carminati. Roberta ha aperto il canale, ha messo il suo primo video e fa vedere le sue creazioni in resina. Roberta mi segue da tantissimi anni, segue anche Erika Kika73 qua su YouTube, e io e Erika l'abbiamo, come si può dire, incoraggiata ad aprire questo canale e ad iniziare a fare video. Andate a iscrivervi al suo canale. Hai qualcosa da rilasciare per questa intervista? No, mammina, io mi sto lavando. Cosa vuoi dalla mia vita? Hai qualcosa da rilasciare per questa intervista, Pepe? 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 Ehi? Pepe? Hai qualcosa da rilasciare per questa intervista, Pipo? Sì, non ci sono uccellini. La mia vita è vuota. Perché non posso guardarli. Dove vai? Ah, ecco, appena detto, Vabbè, Pepe ha un po' il musetto sognante. Oh, Panna, vieni su. Brava, principessa. Dimmi, principessa. Andiamo a fare la colazione. Stella! 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 Amore! Stella, stai russando! Buongiorno! E beh, e stavi russando, Ci hanno sentita tutti. Lilla. Buongiorno, oggi è giovedì e sti capelli veramente fanno pietà, Cioè, io non posso lavarli la sera, guardate come diventano durante la notte. Cioè, si spiaccicano giù così. Devo dargli la piega prima di andare a letto. Allora, ho appena steso delle robe di Franz e la lavatrice l'ho fatta stanotte, però ho messo ad andare un'altra lavatrice adesso con gli asciugamani, anche se il tempo non è dei migliori, cioè c'è il sole, ma oggi, cioè da domani inizia a essere un po' più brutto, ecco, quindi niente, asciugherò in casa sul forno. Infatti ho adottato il metodo della scorsa settimana o no, era della scorsa, non mi ricordo. Ho adottato di nuovo quel metodo perché alla fine è quello migliore. Ehi Peppe, buongiorno! Ah, ciao Panna, buongiorno! Ciao Pippo, buongiorno!
Ho cambiato finalmente la tovaglietta ai gatti, ho messo questa qui, che sì, c'è Pepe ovviamente, che fa la dimostrazione di come si mangia. E Panna ha già finito tutto. E no, niente, ho sistemato, qua ho lasciato uguale, poi ho coperto, ho tolto tutte le borse della spesa, le ho messe tutte via e niente, qua ci si può appoggiare sopra qualcosa, qui sotto c'è l'acqua come prima. Devo andare un attimo, io spero di fare il più presto possibile all'Eurospin. Dovrei registrare anche tanti video per la prossima settimana perché non li ho registrati. Ok, pronta, preparata, e volevo provare a riattaccare in macchina questo aggeggio per farvi i video, solo che venivano tremolanti, che mi ricordo, e poi questo qua tende a staccarsi, forse perché è anche vecchia come ventosa e ce l'ho da un po' di tempo effettivamente, però aspettate un secondo. Ho trovato questi orecchini, tra l'altro, l'altro giorno facendo pulizia, li ho ritrovati, io non mi ricordavo neanche di averli, e sono semplicissimi ma sono anche belli, mi piacciono, sono semplici, non sono troppo lunghi per il mio viso. Dovrebbe stare, adesso vediamo andando com'è la situazione, se sta fermo o meno. Vi registrerò il video spese. Oh, ma fa freddo, io ho attaccato il calore, sì. No, fa freddo, eh. Non ho guardato quanti gradi sono, che io in macchina non ce li ho i gradi. Però non è caldissimo. Io ho anche steso di fuori. Mi sa che ho sbagliato. Sì, adesso c'è tutta la colonna. E chi è che fa colonna? Un camper. Arrivata. Non ho trovato il mio posto, che è quello dove c'è questa macchina. Non l'ho trovato e quindi sono qua. Adesso che la macchina è calda devo scendere ovviamente, no? Boh, andiamo a fare la spesa. Tiro fuori la monetina, quella per il carellino. E niente, cosa volevo dirvi? Che vi faccio il video spesa, insomma, anche. Lo vedrete la prossima settimana. Ok, l'ho chiuso? Sì, andiamo. Panna è una vagabonda. Ciao. Sta vagabondando per tutta la casa, non so il perché. Adesso va a fare le unghie. No, neanche. Va sulla finestra. Che poi loro sono bravi, vanno dietro la tendina, perché sennò non ci vedono bene. Però no, cioè guardate che giri che fa. Quelli devo trovare una sistemazione. Adesso voglio proprio vedere cosa fa. Finito? Hai finito l'esplorazione? A posto? No, adesso va di qua. Non è mica normale, guardate che baule che è. E però mangia poco, mangia 2 volte al giorno, quindi non è... È proprio lei di costituzione così grossa. Ecco, lì è più convincente la finestra, a quanto pare. Là. Buongiorno, oggi venerdì. Oggi è tutto limpido il cielo. Ho male anche, anche dentro, vabbè. Tutto limpido, tutto sereno al momento, ma oggi dovrebbe annuvolarsi tutto. E sono le 8 di mattina e ci sono meno 3 gradi fuori. Oh, comunque questo Black Friday mi sta qua, non lo sopporto più. Non vedo l'ora che sia finito tutto perché mi sono arrivate non so quante email di sto maledetto Black Friday, ma che me ne frega a me? Di me non me ne frega niente, non ho soldi da spendere, per cui me ne frega niente del Black Friday. Beh, comunque devo ancora fare colazione, sono le 9:30 perché ho sistemato casa, ho fatto una lavatrice, ho piegato la roba che c'era qui, che era asciutta, l'ho messa via, sì, belli, e ho messo via la legna che mi aveva portato Franz ieri, per cui mi è andato via un po' di tempo perché io sono tutta perfettina a mettere la legna e quindi ci sto tanto, cioè non è che la butto a caso perché sennò poi cade, quindi niente, vi faccio l'aggiornamento legna, adesso vi porto di fuori
c'è il sole, al sole si sta benissimo, però l'aria è ghiacciata. Aggiornamento è questo, c'è tutta questa catasta in più praticamente. Questo pezzo qua è tutto nuovo di oggi, più della legna là sopra. Sì. Sono 2 gradi adesso. No, non uscite perché fa freddo, a parte che il sole... No, perché dopo me li dimentico fuori i gatti. Con questo paesaggio io vi saluto, perché ho fatto una miriade di cose anche oggi, non sono riuscita a registrare. E quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il weekly. Lì c'è la luna, che bella, guardate che carina. E niente, vi aspetto la prossima settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, con altri video. Se dovete fare qualcosa, qualche ordine dal mio sito Shogun, affrettatevi prima di dicembre, perché altrimenti rischiate di non avere il pacco entro Natale. E quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguita anche questa volta. È stata una settimana proprio di pulizie, di proprio buttare cose, chiudere con certe cose del passato. Ho buttato tante cose questa settimana. Arrivano quei giorni che hai veramente bisogno di fare questo, e questa settimana è stata così e non ho ancora finito in realtà. Niente, ho appena mangiato una torta perché ho fatto la torta all'acqua, mi sono mangiata tipo una fetta enorme. Ma mi piace tantissimo, è semplicissima ma veramente buona. Seguitemi anche su Instagram se non mi seguite già, perché dobbiamo arrivare a 1000 almeno anche lì, perché qua siamo in 8000, siamo a 700 qualcosa e non riesco a salire più di quella cifra, cioè sono ferma a 700 da un secolo, lo porto bene. Yeah. Ci vediamo la prossima settimana, ciao ciao!